Onorevole Fontana, un'assemblea molto partecipata nella quale si è parlato comunque di un risultato di tutto rispetto che è stato penalizzato da quel 5% e comunque da questa una voglia di ripartire, continuare, tanta voglia di fare. Sì, è stata un'assemblea veramente partecipata, come del resto quelle della campagna elettorale, e devo dire che abbiamo analizzato il voto, e quindi abbiamo un pochino commentato tutto quello che è accaduto in questa campagna elettorale, dove personalmente ho avuto un risultato straordinario, ma purtroppo non abbiamo raggiunto l'obiettivo perché il partito in Sicilia non ha raggiunto il 5%. E questo noi partiamo proprio da questi dati per continuare le nostre battaglie politiche. Fra qualche mese si voterà appunto per le politiche, probabilmente ci saranno subito dopo anche le provinciali e le amministrative, e noi non vogliamo assolutamente disperdere questo patrimonio, e quindi questo gruppo francamente non è in liquidazione, ma è un gruppo che resterà unito e andremo avanti con grande determinazione, con la stessa passione e con lo stesso entusiasmo, e quindi ci prepariamo per le prossime sfide, ecco, e quindi la dimostrazione, la presenza di tutta questa gente questa sera qui è la testimonianza che nessuno vuole cedere il passo, quindi tutti vogliono restare uniti attorno alla mia persona e quindi ripartire proprio da questi risultati per continuare le nostre battaglie.